Che cos'è? Ma dove siamo, scusa? A carnevale. Ma che... No, sto facendo perché oggi faremo i biscotti di carnevale. La musica del trenino. Li chiamano cenci, li chiamano frappe e le chiamiamo noi chiacchiere. Le chiacchiere. Per cui oggi Benissimo. faremo le frappe, le castagnole, che è un altro dolce tipico di carnevale, e le chiacchiere le facciamo in due modi, normale e ripieno. Quindi proprio leggere. Leggere. E poi andremo a fare, cara Camera 5, una crema gialla. Che è la camera centrale e camera 5 adesso? Non è vero, Cosa? l'hanno cambiato il nome. soprannominata. Hanno messo il nome. Sì, ma non mi adesso. piace 5, mi piace Camera Centrale, hai ragione. Scriviamo centrale. Cioè, là scriviamo sopra. di centrale. Allora, faremo queste cose che partiremo proprio dagli impasti. Partiamo dagli Facciamo impasti, tutto. dai. Allora, cominceremo ad impastare, sai che cosa? Le castagnole. Le castagnole, va bene. Le quantitativamente delle quantità le troverete alla fine della puntata. Brava. Alla fine della puntata. Oppure potete andare a Sicilia Play, sul nostro canale YouTube, Brava, dove c'è tutta la puntata e tutte ci sono le puntate, dalla primesima a quella attualesima. dalla prima c'è. Dalla primesima Dalla c'è. prima all'ultima. Impressionante. E niente che dire, iniziamo con l'impasto. Allora, iniziamo con l'impasto. Ecco, cominciamo con la farina. Allora, queste sono le castagnole, abbiamo detto, giusto? Sì, che è tipico farina. dolce di dove? Nel Lazio sono molto comuni. Nel Lazio. Molto comuni. Poi lo zucchero. Bene, farina, Qui, zucchero. come vedi, mettiamo tutto insieme. Burro. Del burro, un uovo entier. Chi è? Bene. Veramente, io non voglio più. Poi mettiamo. Allora, la ricetta vorrebbe un liquore più forte, capito? Ma io invece ci metto un nostro passito di cos'è? Sicilia. Un passito, quindi di Sicilia, dai. un liquore dolce. Bello, dolce. Senti che profumo, Sì, e questo. E senti poi che sui profumo, dolci. senti che questo profumo. che cos'è? Lo senti il profumo? Non fa puzza. Esatto, perché questo è amido. Ah, infatti. Neanche, questo è il lievito. Lievito, Il va lievito bene. per i dolci. Chi è? Chi è? Lo sapevo. Mi dice pure che... Facciamo andare giù la mascella. Quindi oggi tutto dolce? Oggi facciamo tutto dolce. E aspettiamo che questo impasto si impasti, d'accordo? Nel frattempo che l'impasto si impasti e ci aiutiamo a spingere giù la farina così, bene, sta prendendo, noi potremmo anche fare una cosa. Cosa? Accendiamo la padella, la pentola. E stiamo andando, ma tu lo sai perché il carnevale? Cosa? Cos'è il carnevale? È la festa. È la festa? Di carnevale. Dei mascherati, ci si maschera. Sai, ci sono tanti paesi che ci sono tradizioni particolarissime. Per esempio in Sicilia ci sono, dove devo mi sta componendo, Camera Centrale. Vai nella tua camera. In Sicilia ci sono i carnevali più belli del mondo. È vero, c'è il carnevale di Acireale, molto bello. Poi c'è il carnevale di Sciacca. Mister Bianco. Di Acireale, Mister Bianco, Sciacca, Basta, Acireale, l'abbiamo detto, Mister basta. Bianco. Non so. Basta. E c'è un paesino in Sicilia Sì? che si chiama Bisacquino, è al centro della Sicilia. E che proprio. fanno a Bisacquino? Lo sai che bella abitudine c'è a Bisacquino? Che Tutti fanno? i circoli che ci sono a Bisacquino, sai, circolo operai, circolo quello. In questo periodo carnescialesco si aprono alla gente e la sera si balla. Ah, e bene. tu entri, vai, balli, che è un divertimento di quello Così, veramente diciamo, incredibile. feste di piazza. Allora, mentre lei continua a impastare, Sì. io ti potrei fare vedere che già l'impasto delle castagnole L'impasto è l'ho pronto. preparato. Allora, ricapitoliamo cosa abbiamo messo Vai, un attimo. Facciamo vai, un recap. fai tu, Allora, fai tu, era. fai tu. No, aiutami perché No, già. fai tu, Allora, l'hai aspetta, detto, era facciamo un recap, farina. fai tu. Era farina. Farina, Burro. Burro. Un uovo. Sì. Zucchero. Sì. Lievito. Sì. E passito. bravo. Giusto? Allora, la regola ci andremo ancora più forte, ma noi preferiamo questo. Va bene, passito, ma comunque c'è un odore e un sapore deciso il passito, no? E poi c'è un'altra cosetta. E poi che cosa abbiamo scordato? No, non l'abbiamo scordato, lo prendo in ultimo, così la sua essenza non soffre. Questo, guarda, mon amour, Ok. per dare, fermiamo la macchina, così,
apriamo, apri, e guarda che cosa facciamo. Grattugia di limone, ok. Ci prendiamo un bel po' di scorza di limone. Arrivato al bianco ci fermiamo, se no me lo rende amarostico. E via così, guarda. Bene, quindi quel profumo bello intenso. Senti, lo senti? Lo sento, come no? Lo senti? Lo sento, È lo come sento. se fosse profumo di limone, sembra, vero? Come è vero, quasi quasi profumo di limone. Ecco qua, andiamo. E si sta, guarda. Io però ti dicevo che siccome l'abbiamo già L'abbiamo già la prendiamo. pronto, ma senti, semplicemente bisogna maneggiarlo un po' meglio, Sì, no? Però... sì, poi si va maneggiato, lo possiamo pure fare vedere. E questo è il risultato, guarda. questo è il la risultato. castagnola. Il nostro risultato è questo. Stacchiamo guarda, questo? Sì, No. possiamo staccare, dai. Ok. Lo vogliamo riprendere? Che dici? Lo riprendiamo? Dimmi tu, non lo so. Lo riprendiamo così. Mi dai un po' di farina, mon amore? Ti do la farina, certo. Tieni. Uè. Così. Ok. Vedi, quell'impasto che è lì, ora ce l'abbiamo pure qui. E qua così. Vedi? Questo è più chiaro. Perché è più chiaro? Perché è più chiaro? Perché non ha riposato, per cui è nervoso, ok, quindi è un po' capito? nervoso, sì. Questo ora invece, vedi, ecco qua, hai visto? E abbiamo... Cosa facciamo con Cosa questo? facciamo? Aumentiamo la potenza dell'olio e tu insieme a me Sì. mi aiuterai a fare delle Dai, palline. facciamo le palline, dai. Facciamo allora. queste palline che sono le castagnole. Ma questo è simile alla frolla, secondo te, come impasto? Non c'entra niente? No, Non c'entra. No, un pochino potrebbe sembrare frolla, ma poi sai, subisce in frittura un friggimento che lei non se l'aspetta, capito? Che lei non se l'aspetta. E stiamo facendo le castagnole, vedete? Cerchiamo sempre l'uniformità di intenti e così continuiamo con le castagnole, guarda. Quindi queste palline così piccoline. Esatto, guarda, che poi andranno immergiate, si dice bergiate in italiano, Immerse, si vabbè, immergiate nello zucchero appena sono calde e fritte. E poi ti dentro hai questa cosa con lo zucchero che lo senti moltissimo e poi questa morbidezza dentro, umida, carina, credimi, è una cosa, veramente è una cosa. Adesso l'assaggeremo. Capito? Dici? Non è detto, oggi mi hanno detto che non c'è assaggio. Ma non è vero. Ragazzi, oggi assaggio non ce n'è, non è vero. È come se non è vero. Ai, quella mia mamma. Che dice tua mamma? Che dice mia mamma? Quando mi diceva con quella lì non c'aveva a che fare. Smettila detto, con sai, questa storia di tua la madre, che poi la smetto. gente ci crede. E sai, perché mi hanno non ci detto, deve ma questa credere? storia di sua madre, ma questa No, la questa usiamo? non la possiamo usare. No, questa lo deve sto usando io riposare, poco. per adesso no. Così. E perché non ci dobbiamo credere? E queste le mettiamo qui, guarda. E queste ci le mettiamo un altro qui. poco di farina così e le mettiamo qui. Qui, 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 qui. Queste sono le castagnole. E queste sono le castagnole. Poi che puoi fare? A questo punto facciamo un'altra cosa. Andiamo a preparare l'impasto per le chiacchiere. Quindi stesso impasto, due preparazioni facciamo? No, sono due impasti diversi. Anche quelle ripiene sono diverse? Sì, l'impasto per la ripiena è lo stesso, Ok. poi lo andremo a riempire con la pasta, con la crema pasticcera. Cioè hai la capacità di farmi confondere. Allora che cos'è che è diverso? Scusa, hai detto facciamo le chiacchiere. Certo, perché l'impasto è diverso. Ah, e che facciamo allora? Le chiacchiere e poi che fai? Adesso facciamo le chiacchiere, con Sì? quell'impasto le faremo normali e ripiene. Ah, ok. Con lo stesso impasto, Va va bene. bene? Guarda. Ci sono, allora. Adesso impastiamo e mettiamo il tuorlo d'uovo, Sì. che è la Uno? parte bianca, sì. In questo caso sì, perché abbiamo dosato tutto per questo. Siamo d'accordo che il tuorlo è la parte bianca, giusto? La Lo parte zucchero. rossa. E il burro. Non ci fare confondere. E il burro. E il burro. Facciamo sì che questo, che il nostro impasto si prende, guarda. Dai, guarda. Prende e comincia a creare un'algamama che serve. Quindi solo uovo e burro Sì, per sì, adesso, uovo e il zucchero. burro, sì, Il zucchero è messo anche? Certo, lo zucchero, E il zucchero. e andiamo ad aggiungere il nostro. È sempre marsala? Sì, no, non è marsala, è passito. Passito. Il marsala è più secco, questo no.
E poi sai che cosa fa il marsala in questa quantità maggiore? Fa venire le bollicine, quelle, le presente che sui biscotti hanno le Sì. le presente o no? Ah, sì, Fa sì, finta ho che ne sta presente. attenta. Che ne so, sì. Ai, non aveva torto mia madre, mi diceva non ti fidare di Fa quella. finta che mi sta Non ti attento. fidare di quella, fa finta, ma quella È una lo falsa. sappiamo chi è, lo sappiamo. Vabbè. Ah, mamma, perché non ti ho dato ascolto? Farina? E farina, e abbiamo messo questo, vedi? E vada di suo che poi riprende il tutto, ma noi, ti dicevo, l'abbiamo già pronto. pronto. Io intanto tolgo queste cose che ci danno. Dai, le tolgo io, dai, che non poi ti mi dici che non preoccupare, faccio sì. niente. No, invece Tolgo questi. invece fa. E lei gira che ti si gira. Senti, questo è pronto per andare in frittura quelle, Sì, secondo aspetta, te? io Ancora volevo fare tutto insieme. Ah, volevi capito? friggere tutto insieme, Volevo va bene, fare ci sto. le frappe o cosiddette chiacchiere, le castagnole e poi dobbiamo fare pure la crema pasticcera. E poi facciamo pure la crema pasticcera. Facciamo la crema pasticcera. Guarda, vedi? Sì, in effetti ha le sembianze di una frolla. Un po' sì, Ma dai. non lo è proprio frolla, capito? E allora, siccome ne abbiamo messa poco e magari la planetaria non pesca bene, capito? Muoviamo un attimino e così concentriamo un pochettino. C'è più vai burro così. nella frolla, com'è? Sì, la frolla c'è una quantità di burro incredibile, ma stai diventando brava, eh? Ho Senti, sparato a caso non me lo comunque. immaginavo io questa cosa. Ho detto un sai? ingrediente a caso, ho indovinato. Sì, ha detto ingrediente a casa, no? Qua a casa l'ha detto. Qui abbassiamo un poco, se no l'olio poi ci fa i capricci. Ok. E questa com'è? Questo è l'impasto delle chiacchiere, che però anche quello io Ce ho già l'abbiamo già preparato. fatto, sì. Per cui lui continua e io le prendo. Eccolo qua. Guarda che bello. Vedi? Questo è l'impasto E questo è delle il colore chiacchiere. scuro così è. Sì, È è perché impassito, c'è, giusto? sì, giusto, c'è il vino, capito? E qui, ecco qua, E questa è pronta. questo è pronto. Aspetta, ma uno può dire che si è dimenticato una cosa, E che ti sei dimenticato? ma io penso che Camera Centrale, Che ti sei questa è dimenticato? la cosa bella della nostra trasmissione, la verità. Ma dipende Mi da sono che cosa. dimenticato che ci andava. Allora, questo dobbiamo mettere, Ok, il lievito. cos'è il lievito? Però ci andava anche un bicchierino piccolo di marsala. Ah, certo. Capito? Perché il marsala è quello che mi fa le bollicine. E mentre te lo dicevo, io lo facevo. Ci hai pensato. Però sono convinto. Che poi a casa quelli più attenti dicono ah ma non ha messo il marsala, giusto? Esatto. No, gli amanti del settore me lo direbbero, sai. Ah, si è dimenticato il marsala Gli amanti? del settore, quelli che mi vorrebbero massacrare, capito? Vai. Vai? Vai. Ecco. Ok. E ora l'abbiamo preso, vedi? Ora sì. Comunque io, guarda, allora, camera sua, potevamo anche staccarla e dire scusate e riprendere da lì. Invece no. La camera verità, sua, ma che vuol dire? è la camera tua dove guardi di Allora solito lascia, tu. guarda la camera tua allora, scusa. Vabbè. Allora, camera mia, ti volevo dire questo, che mi ero dimenticato appunto di mettere il marsala. Vabbè, ma non c'era bisogno, E non è una no? cosa bella, e non è una cosa bella. Va bene, ma non c'era bisogno. No, c'era bisogno. Camera centrale, credi. Camera centrale. Lei niente, si sta ragazzi. cominciando, io ho l'impressione, allora facciamo una cosa. Facciamo una cosa, che facciamo? Consigli per i consigli e poi veniamo E dopo. poi Noi due torniamo. poi ne parliamo. Ma no, sai? ma perché non c'è noi bisogno due che ne tu lo parliamo. dici, Io lo dai. devo dire, a me è stato detto di dirlo. Ma che dici? Poi Ma sono cose consigli per i nostre. consigli. Allora, pronti? Adesso questo è l'impasto che abbiamo fatto vedere. Sì. Gli amici nostri a casa ci hanno perdonato che mi sono dimenticato il marsala, No, non però importa, non va succede niente, bene. l'abbiamo messo. Sì. Adesso vi voglio vedere come si fa la crema pasticcera. Dai, fammi vedere. Abbiamo messo del latte, Sì. panna, zucchero, vaniglia, tuorli d'uova e amido di mais. E amido di mais, o ok, maizena, va o bene. fecola di patate. E questo è quello che Perfetto. ne esce, tutto mescolato. Si intende, è chiaro, prima le uova con lo zucchero, facciamo incorporare le uova con lo zucchero e poi mettiamo i liquidi. Ok, va E bene. andiamo a mettere in pentola, Va in cottura quindi, giusto? in cottura. E questa è la crema pasticcera proprio? Yes, ora ti faccio vedere cosa succede, guarda.
abbiamo messo il composto qui e dobbiamo portare non in ebollizione, in ebollizione. Dice a cosa serve la crema pasticcera? Perché andremo a fare le chiacchiere di carnevale ripiene. Ma no, dai, ma che mi dici veramente? Ti giuro, Ripiene? guarda. Guarda ora cosa accade. Guarda, Desiree, guarda. Ah, si sta guarda, pensando, hai perfetto, visto? sì. E abbiamo fatto La crema nostra pasticcera. crema, guarda, vedi? Guarda quanto è bella. Non deve arrivare a bollire, assolutamente. Ok. Capito? E questa è la nostra crema pasticcera. Mamma che profumo. Che non so perché qualcosa mi dice che lei la vuole assaggiare. La voglio assaggiare, esatto, posso? Lo sapevo. Ma non ti bruciare. Ma speravo che me lo chiedessi. Attento non ti bruciare. Ma quanto è bella! Stupenda. Ma quanto è bella! Bellissima. E adesso Allora. passiamo alla preparazione delle chiacchiere. Delle chiacchiere, allora, Che quindi... ti ho detto si chiamano chiacchiere oppure Oppure, non mi ricordo. cenci, Cenci, oppure ma... frappe. Ma frappe, che nome è Sì, sì. frappe? Non lo so. A Roma c'hanno le frappe e le castagnole. Ah, sono uguali, così si chiamano frappe? No, le frappe, sì, le frappe e le castagnole. Ok. Allora. Anche questo, come vedete, non è una cosa difficile da fare. No. No, hai visto? No, Allora, ma dico, poi la pasticceria basta seguire le dosi giuste, più o meno, no? Allora, diciamo che dovremmo stendere al mattarello. Ma Ma la fai siccome con noi abbiamo quella? questa comodità, che tra l'altro è un elettrodomestico comprabilissimo che usi per mille cose, Sì. per fare pasta e tutto Va bene, quanto. oppure se non ce l'avete si può Iniziamo. fare pure al mattarello, giusto? Esattamente, Si sì. può fare. Basta che deve essere fine comunque. Deve essere sottile. Ecco qua. E cominciamo a stirare così. Questo, guarda che facciamo, gli diamo un taglio di netto così, lo E la mettiamo da ripassi. parte e ripassiamo questa. E man mano che la ripassiamo andiamo a stringere i due rulli e si fanno sempre più fini. Altro passaggio e stringiamo. Vedi che diventa sempre più fine. Vedi? Va bene così? No? Ancora più sottile? Sì, sì. Questa, guarda, questa è la misura giusta. Così. Guarda. Cioè trasparente proprio, Trasparente, guarda. guarda. E facciamo una cosa. Questa la posiamo così. C'è il tagliapasta qua, brava. Guarda che facciamo. Adesso si fanno tutte le striscioline. Questo lo tagliamo prima così. Facciamo una cosa. Mi porgeresti la crema? Dai, fai quelle ripiene? La crema, sì. Mettiamo un po' di crema qui. Un po' la mettiamo qui. Cioè, ma dove le fanno queste ripiene, scusami? Ma sono delle variazioni che tu puoi fare. L'hai fatta tu questa Sì, variazione? sì. L'hai fatta tu questa variazione? Sì. È un maestro, Ma non è che la ragazzi. faccio solo io. È un maestro. Metti che ci puoi mettere la Nutella, la crema di ricotta. Ma così, ripiene, non le avevo mai assaggiate. Ci puoi mettere tutto quel che ti pare. Guarda, io prendo un bicchiere, innanzi prima di tutto. Lo riempo d'acqua, Sì. così, un pochino d'acqua. E faccio questa operazione. Vado a bagnare la pasta e mi funge così da collante. Da collante. Capito? Senza fare cadere tutto il bicchiere però. E voilà, guarda. Poi andiamo a chiudere così. E andiamo a chiudere. Così. Tipo dei facciamo ravioli uscire. fai, Brava. praticamente, giusto? Facciamo uscire l'aria. Tipo raviolini. E con questo ci aiutiamo così, guarda. Che maestro, mamma mia. Chiudiamo bene bene. Mi spolveri un po' di farina anche qui? Aspettano questa? Sì. Ecco. Sì, è tutto a un punto. Va bene così, è eccezionale, mi dovete credere. Me lo fa apposta. Andiamo a chiudere pure questo con la nostra rondellina, così. Gli diamo sempre un aiuto in chiusura, se no rischiamo che ci si apre.
Con questa farina sopra? No. No, così come No. così. Guarda, chiudiamo ben Quindi bene. queste sono delle tipo ravioline, però con la Bravo. pasta della... Con la pasta delle chiacchiere. delle chiacchiere, l'hai detto. Così. Ci bastano queste, dice sì. ma sì, dai. Dai, queste ci bastano. Facciamo Poi queste. iniziamo Abbiamo tante cose. iniziamo a preparare le chiacchiere. Allora, ce ne sono due tipi. Uno così, guarda. Poi spesso le hai viste in vendita così, guarda, tagliano qui e tagliano qui. Ah sì, le ho Tagliano viste, le ho qui e tagliano viste. qui. Sì, Capito? sì, le ho viste. Tagliano qui e tagliano qui. E tagliano qui. Queste le adagiamo qui, mi dai una mano? Qui, così, dai, prendi. Che io continuo Così? con queste di qua. Ecco qua. Ok, Ok, quindi continuiamo a fare ancora chiacchiere. tu le fai parecchie e facciamo una taglio e mezzo, una taglio e mezzo, una taglio e Fai mezzo. anche le striscioline, una quelle taglio e semplici, mezzo. dai. Anche semplici, Sì, 1, sì. 2, 3, 4, 5, 6, così. Così. Siamo È qua, pronto mettila l'olio, qua, secondo mettila te? qua, ora glielo chiediamo. Lei giustamente anticipa l'assaggio Vabbè, che ci va. e vabbè che ci fa. Era quella che hai ci provato fa? tu. Ma com'è che mi fa ricordare sempre a mia madre? Scusa. Che mi diceva non girare le spalle perché appena gli giri le spalle questa si mangia tutte cose. Si Ma mangia. non è vero, Non è scusa. vero. Allora, va bene. Ecco Andiamo qua. con le castagnole. E si stanno friggendo, vedi? Le rimuoviamo poco poco. Tu poi mi vai a prendere un piatto. Quale vuoi? Prendi quelli a barchetta che mi piacciono. Queste sono pronte non appena sono dorate? Sì, appena sono dorate sono già pronte. Appena sono dorate sono già pronte. Eccolo qua. Ecco qua. Guardate che bellezza, guardate come si gonfiano e poi l'olio entra dentro e viene fuori quel sapore di arancia. Quel sapore di arancia, vero, vero. Che poi ci abbiamo messo il limone, però lo stesso. Vabbè, di limone. Di limone o di arancia? Di limone Ma aranciato. si può fare sia con il limone che con l'arancia? Esattamente. Vabbè, noi l'abbiamo fatta con il Se limone. non del gusto che ti piace. Ma che profumo, ragazzi! Niente, siamo Ecco, pronti? facciamo le ultime e Pronti? Già siamo pronti, le facciamo. Diamo prendere una il passatina zucchero. nello zucchero. Mi prendi, ecco quello, me lo prendi Questo? quello, brava. Facciamo così, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienilo qui sto piatto, non te lo portare. Va bene. Non te lo portare, queste ci bastano. Ecco. Ok. E prima ricetta pronta, la metto qui? Eh? La prima ricetta Sì, pronta? no, non è finita. Cosa manca? Non è finita. Mettiamo le chiacchiere ripiene. Dai. Ecco qua, vai. Stringi sempre i bordi, trattali sempre. Così. Sempre. Ok. Metti giù. E anche queste. Anche queste? No, queste. Ah, per ora solo queste. Per ora solo queste, dai. Va bene. Che ce la stiamo fando, dai. Eccole. Dai che ce la stiamo fando, su. Guarda Desiree, queste sono le chiacchiere ripiene. Ripiene, perfette. Di crema Pasticcera. che abbiamo fatto? Noi. Brava! No, mi piace questo noi a me. Noi, ho collaborato Ah, no. anch'io, scusa. Certo, soprattutto. Adesso appena si freddano poco poco, tu me le bagni, me le intingi, me le fai nello zucchero bene. E stiamo facendo adesso Le chiacchiere, queste le normali. chiacchiere normali, guarda. Guarda. Queste le giriamo così. Guarda, e guarda, sì, falle in breve, falle in breve. Sì, che Sai che non si cosa- appiccica lo zucchero? Sì, perché? perché le mie fritture sono magiche, ragazzi. Perché non si appiccica? Perché c'è la frittura magica, va bene così. Dai. E allora guarda che facciamo. Lo zucchero a velo. Brava, mettile qua. Aspetta, mettiamole prima qui, qui, qui. Velale, Vado. velale. Brava! Mamma mia. Allora, a posto.
Guarda, si sono formate le chiacchiere. Guarda. Dolci di carnevale oggi, allora castagnole, chiacchiere ripiene e chiacchiere tradizionali. Normali, chiacchiere quelle che fai tu, che sono le tradizionali, diciamo, va. Io che lei non fa altro che parlare, io faccio le chiacchiere, capito? Lei no. Io no. Qua. Dai, aiutami. Ti aiuto, Ancora ci sono ancora queste, Dai, guarda, tutte certo. le dobbiamo fare. Certo. Dai, help me a me. Help me a me. Help Vedi me a come me. gonfiano, guarda come gonfiano. Lo sai perché fa queste bolle? No, È perché? l'effetto del marsala. Pazzesco, guarda. Adesso che queste si stanno... Questa, vai, guarda. vai. Adesso che queste... Spolverami queste, vai. Ma guarda che brava. No, con questa punta ti sediava, vero? Brava. Guarda, io penso che una collaborante come Desiree Non la puoi trovare. non si trova. Da nessuna parte. E meno male. Eccoci qua, siamo quasi pronti. Lui è sceso tranquillamente perché questo fuoco è educato, appena capisce che quelli dicono ritira. "Ai!", si ferma. Che secondo me sono le frappe che dicono Però "Ai!" sono e pronte, si ferma. dai, sono pronte o no? Insomma, No, ancora no? Un pochino. Ecco, cominciamo a uscire, guarda. Eccoci qua, guarda, facciamo scendere l'olio in più e lo mettiamo qua. Guarda, allarga. Qua, allarga. Ci siamo? E ora? Spolverizzazione! Pronti? C'è stata neve questa, Cosa? non è stata spolverizzazione. Meraviglioso, E ragazzi. allora, che cosa abbiamo? Guardate le che ho castagnole, Le cose ripiene. le chiacchiere ripiene E le chiacchiere e le normali. chiacchiere tradizionali. A questo punto, con questa bella pulizia così, io comincerei ad assaggiare le castagnole. Le che castagnole. dici? Io vorrei assaggiare. Vabbè, dai, Prima assaggiamo le castagnole. le castagnole, signori, alla La salute. bontà, che ci la vede. tenerezza. Cioè, limone arancia. Arancia limone. O no? Allora assaggiamo. Com'è? La morbidezza. Buone. Buone. Questo retrogusto di zest zest. d'arancia. Guarda, io di questa farei una cosa. Lo vuoi dividere? Sì. Così. Allora. Volevo far vedere questo. Guardate, sono tutto pieno, vero? Cioè, questi sono Guardate. dei ravioli. Camera dall'alto! Dei ravioli con crema pasticcera, che però non sono ravioli ma sono chiacchiere. Ma che stai facendo? Ma mi è sporcata ancora di più. Vabbè, allora. È carnevale. E ora assaggiamo le chiacchiere. Le chiacchiere. Battiamo un poco. Non ci sono chiacchiere, ragazzi. Numero uno. Non ci sono È chiacchiere. un maestro, non ce n'è per nessuno. Senza Troppo chiacchiere. bravo. Senza È chiacchiere. inutile. Le Senza chiacchiere al vento. Le chiacchiere. Non si dice così, le chiacchiere al vento. Le chiacchiere stanno a zero. Oh, le chiacchiere. Le chiacchiere stanno a zero. Non si parla con la bocca piena. L'ha detto la signora. Non parlare con la bocca piena. C'era un vecchio proverbio che diceva chiacchiere, tabacchieri, ligno o monte un impegno. Sei tutto chiacchiere distintivi. Ah, questo è il film, vero? Sei tutto chiacchiere distintivi. Ciao ragazzi, ciao a tutti e grazie sempre di seguirci. Ciao! Ciao ragazzi, alla prossima! Chiacchiere di carnevale. 500 g di farina 00, 70 g di zucchero, 3 uova, un torlo, 30 g di marsala secco, 6 g di lievito per dolci e vaniglia. Con questo impasto facciamo tante chiacchiere. Allora, per quello ripiene usiamo lo stesso impasto e aggiungiamo la crema pasticcera. Come la facciamo? Con 500 g di latte, 6 tuorli di uova medie, 150 g di zucchero, 50 g di fecola di patate o va bene anche la maizena, vaniglia e buccia di limone, a piacimento del piacere. Le castagnole, 200 g di farina 0,
un uovo, 40 g di burro, 50 g di zucchero, 2 cucchiai di marsala, mi raccomando secco, e 6 g di lievito per dolci.